c'erano delle minacce puntuali all'amministrazione pubblica, nella fattispecie al sottoscritto, che diciamo indicavano che se non avessi smesso di fare le attività che sto svolgendo in ambito di sicurezza con le forze dell'ordine, avrebbero provvisto loro di prendere dei provvedimenti verso sempre la mia figura come sindaco e autorità di pubblica sicurezza. Minacce di morte? Minacce sì, di far esplodere l'auto e la persona all'interno, penso. Era questo il terribile messaggio contenuto in un foglietto appoggiato al cruscotto della propria autovettura. Il sindaco, per nulla intimorito, si è immediatamente attivato presso le competenti istituzioni per rafforzare i controlli e avviare apposite indagini. Inaccettabile che la figura del sindaco, in prima linea per garantire anche la sicurezza dei cittadini, possa essere oggetto di questo tipo di intimidazioni, segno che l'attività di prevenzione da lui svolta fin qui si stava rivelando efficace nel contrasto ai vandalismi, con l'impiego anche di ordigni rudimentali da parte di baby gang. Diciamo che le attività le abbiamo sempre fatte, le abbiamo fatte in modo magari più trasversale, meno diciamo così puntuale su vari personaggi del territorio. Quello che si sta facendo è un'azione congiunta con le forze dell'ordine per quanto riguarda l'antidegrado, lo spaccio di stupefacenti e il bullismo, che di fatto è presente, ahimè, un po' su tutti i territori e che si manifesta anche attraverso questi gesti. Purtroppo non è il singolo caso che ci troviamo ad affrontare in questo momento, ma ricordo quanto è successo ad Arzignano, ricordo quanto è successo a Sandrigo, ricordo quanto è successo anche in altri comuni, perché credo sia importante sottolineare come, al di là delle idee, delle diverse che si possono avere come amministrazioni, a volte proprio oltre alla responsabilità che noi amministratori abbiamo, ci sono anche queste minacce che mettono a rischio non solo le singole persone, ma anche l'incolumità delle persone che ci stanno vicino. Quindi credo sia importante stare vicino a Moreno Massetti in questo momento, soprattutto farlo in maniera trasversale, e quindi rinnoviamo la solidarietà